Quali sono gli evidence-based nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione? Oggi come oggi disponiamo, grazie alla ricerca scientifica e anche alla pratica clinica, di numerose evidenze su quelli che sono i trattamenti e i percorsi di cura necessari per il trattamento dei disturbi dell'alimentazione. Quali sono le evidenze? Le evidenze sono che i trattamenti debbano essere assolutamente multiprofessionali e condotti da personale esperto nell'ambito dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, che il luogo di cura preferenziale debba essere quello ambulatoriale, perché non interrompe la vita relazionale, fattiva, sostanzialmente familiare delle persone affette da disturbi dell'alimentazione, ma nello stesso tempo che in mancanza di efficacia di un trattamento ben condotto a livello ambulatoriale si debba passare senza indugio ad un trattamento riabilitativo e ad un livello superiore, che può essere in ambito diurno piuttosto che in ambito residenziale. E cosa si intende rispetto alle evidenze per un trattamento non efficace? Si intende un trattamento condotto per 2-3 mesi in maniera adeguata, quindi multiprofessionale, integrato, fatto da professionisti che sanno che cosa fanno e di che cosa si occupano, esperti, che non produca un sostanziale miglioramento del quadro clinico. A fronte di questo, pensare ad un trattamento più intensivo significa pensare ad un altro tassello di quella che è la medicina basata sulle evidenze nell'ambito dei disturbi dell'alimentazione, che sono i trattamenti in struttura riabilitativa residenziale. In quali strutture e quali caratteristiche devono avere queste strutture? Beh, devono avere delle caratteristiche di essere strutture dedicate ai disturbi dell'alimentazione, che siano in grado di fornire trattamenti al loro interno di tipo nutrizionale, psicoterapico ben organizzati e a loro volta basati sulle evidenze, che siano in grado di lavorare su quello che è l'aspetto nucleare del disturbo dell'alimentazione, faccio un esempio, la restrizione cognitiva piuttosto che le condotte eliminative, in maniera organizzata e funzionale. E non va bene qualunque contesto, qualunque luogo perché si occupa di disturbi dell'alimentazione. Le strutture riabilitative per i disturbi dell'alimentazione devono avere un'organizzazione ben precisa e soprattutto devono essere in grado di condurre trattamenti in sicurezza, quindi essere strutture ad alta intensità di trattamento in ambito ospedaliero o territoriale, dotate di personale medico ed infermieristico in maniera e di numero adeguato a quelle che sono le necessità dell'utenza. Sulla base delle evidenze di efficacia, peraltro declinate nelle linee guida del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, ormai di molte regioni, diverso è il concetto di che cosa si fa nelle condizioni di acuzie organica, psichica o comportamentale, condizioni nelle quali è necessario pensare all'ospedalizzazione sulla base anche in questo caso di quelle che sono delle evidenze molto precise per i criteri di accesso alle strutture ospedaliere. Una cosa deve essere molto chiara: l'ospedale non è un luogo dove si fa riabilitazione, l'ospedale serve a gestire l'acuzie, conclusa la fase di acuzie, gli utenti devono essere possibilmente senza soluzione di continuità e comunque nell'ambito di una presa in carico integrata e di care continuum, inviati o di nuovo a livello ambulatoriale o nelle strutture residenziali per proseguire il trattamento riabilitativo. Grazie. Quali sono gli interventi riabilitativi inseriti tra le linee guida NICE? Allora, le linee guida della NICE, le ultime raccomandazioni risalgono alla fine del 2020 e individuano dei percorsi generali di cura per quanto riguarda le singole patologie correlate ai disturbi alimentari, anoressia, bulimia, binge eating disorder e altri disturbi dell'alimentazione non specificati. Per ciascuno di questi in realtà sono individuati dei percorsi di trattamento e delle linee guida e dei principi generali di cura molto, molto specifici, a loro volta suddivisi per età dell'utente. Quindi l'età evolutiva è trattata nelle linee guida dell'analisi in maniera diversa rispetto all'età adulta. E tutte le linee guida sostanzialmente si muovono partendo dal presupposto del mantenimento in sicurezza dell'utente, della prescrizione di trattamenti psicoterapici di comprovata efficacia o di probabile efficacia, la terapia basata sulla famiglia, la terapia cognitivo-comportamentale e quant'altro, e la gestione dei problemi di salute correlati
E poi, per quanto riguarda invece i contesti di cura, sostanzialmente vengono individuati i contesti di cura ambulatoriali e i contesti di cura in ambito ospedaliero o in ambito diurno, riservando questi ultimi alle situazioni di grave compromissione organica o comportamentale o psichiatrica e quindi sostanzialmente alla gestione della cuzie. La peculiarità dei principi generali di cura, delle linee guida della NICE, ma un po' di tutti i paesi anglosassoni, è quella di proporre trattamenti molto standardizzati, molto organizzati, per esempio per i quali sono già preindividuate la durata presupponibile dei percorsi di psicoterapia e le figure che sono incluse in questi percorsi. Chiaro che questo qui è un approccio in parte diverso, non diverso nella tipologia dei trattamenti proposti in termini di linee guida, ma di articolazione dei percorsi di cura diverso da quanto avviene in Italia, paese nel quale siamo abituati a pensare ai trattamenti articolati anche all'interno delle strutture riabilitative residenziali, che sono un po' una peculiarità dell'organizzazione della salute mentale territoriale del nostro paese. Quindi noi quando cerchiamo di calare nella realtà italiana le linee guida dei paesi anglosassoni, in questo caso delle NICE, perché su questo verteva la domanda, sì, dobbiamo aver chiaro che noi possiamo prendere dei principi ispiratori e tutti i principi che riguardano le buone pratiche, poi dobbiamo essere capaci di calare queste indicazioni, peraltro ormai abbondantemente condivise anche dal Ministero della Salute italiano, da molte regioni e dall'Istituto Superiore di Sanità, all'interno di quella che è l'organizzazione di cura del nostro paese. Grazie.